Grazie a ABAP per aver organizzato questo. Si possono considerare soddisfatti i titolari di bed and breakfast, affittacamere e appartamenti di vacanza per la parziale vittoria del ricorso al TAR presentato alla legge regionale che distingueva il Veneto in comuni ad alta densità turistica e a minore, vincolando gli operatori extraalberghieri a oneri di fatto troppo pesanti, dall'obbligo della partita IVA per tutti a solo coloro che fanno impresa. Essendo una questione fiscale non un tema della regione, si è fatto ricorso al TAR e il TAR appunto ci ha dato ragione. Allora adesso sarà il titolare della struttura ricettiva dover essere in grado di dire se ha o no i requisiti per essere azienda o impresa. La soluzione del TAR è un po' a metà tra quello che noi speravamo dicesse e quello che sperava dicesse la regione, ma fatto sta che un po' di punti sono stati chiariti. In città come Venezia, come Verona e nelle altre grandi città a forte flusso turistico non è scontato che i gestori dei bed and breakfast siano imprenditori, e questo è un respiro non da poco che diamo agli associati di ABAV, perché molti di essi non sono in grado di sostenere gli oneri anche organizzativi nella gestione di un bed and breakfast in forma imprenditoriale. Viene affidato all'autocoscienza con un occhio ovviamente al codice civile e alla normativa tributaria, che va ben conosciuta dal titolare del B&B per non incorrere poi in sanzioni con l'amministrazione finanziaria o con la Guardia di Finanza durante un eventuale controllo. Sul palco di Mestre, durante un convegno organizzato da ABAV, per la prima volta confronto alberghiero ed extra alberghiero e siti di prenotazione online che sono il presente, sempre di più il futuro, per una vacanza fuori casa sentendosi a casa. Dal 2008 Airbnb è una piattaforma di prenotazione per l'extra alberghiero quasi esclusiva. Impegno comune la lotta agli abusivi che l'obbligo di comunicazione della presenza di ospiti o della scia sembra aver incentivato. Molte chiedevano il numero di protocollo, ma siccome noi siamo un popolo di fantasiosi, qualcuno dava il numero di telefono come protocollo e naturalmente le OTA non sono in grado di verificare se quello è il numero di protocollo o il proprio numero di telefono. Allora, per scongiurare anche i furbetti del quartierino, in questo caso del turismo, con la scia insomma è improponibile falsificare anche la copia di una scia. Il comparto chiede omogeneità di norme tra le regioni italiane nelle peculiarità di ogni territorio. Insomma, un mix tra leggi dello Stato e della regione.